No, non ci aspettavamo sicuramente che chiudessero la viabilità e la strada. Sono qui appunto per avere delle notizie. Stiamo approntando noi già le chiusure nei comuni di Vo. Quello che rimane è da organizzare tutto quello che c'è dietro questa chiusura. Abbiamo le difficoltà con i medici per quanto riguarda poi il fornire a tutti gli ammalati i medicinali di cui necessitano in quanto gli ambulatori sono chiusi. Tutti i collegamenti per le persone che hanno problemi di trasporto verso gli ospedali, verso le case di cura, verso tutto quello che riguarda l'approvvigionamento per noi è di vitale importanza. Abbiamo già telefonate di aziende che non sanno come poter ottenere delle autorizzazioni stiamo organizzando tutto, quindi domani lunedì, oggi pomeriggio e stanotte noi dovremo fare in modo di organizzare e dare la risposta a tutte le richieste che ci verranno fatte. Non è semplice e quindi ci aspettiamo anche un aiuto in questo senso. Per quanti giorni durerà l'isolamento? Sembra 15 giorni, stiamo a vedere adesso se dopo ci saranno dei miglioramenti o l'isolamento del paziente zero, se si riuscirà a diminuire questo periodo che per noi era importantissimo perché Vo è un comune legato soprattutto al turismo, all'enogastroturismo, enologico e quindi siamo veramente colpiti da questo provvedimento che è necessario, lo sappiamo, ma che mette in ginocchio l'economia di Vo. Il Carnevale, in cui abbiamo tutti i locali, le attività erano pronte per ospitare per Carnevale. Cioè non sapete come verranno garantiti gli approvvigionamenti? Sì, no, ci stiamo organizzando, quindi adesso c'erano le deroghe chiaramente, necessariamente, no, non ci sono problemi, però abbiamo anche le persone anziane che vanno seguite, quindi tutte le autorizzazioni, le deroghe. Stiamo lavorando. Non è semplice, è la prima volta che succede, forse la prima in Italia. Bene, siamo qua, ce la mettiamo tutta.